È tornato a chiedere verità e giustizia il papà di Domenico Maurantonio. Il tragico episodio in cui suo figlio ha perso la vita a distanza di 2 settimane ha ancora troppi punti oscuri. Oggi in questura sono stati interrogati dagli agenti della squadra mobile padovana gli studenti della classe quinta F, l'altra sezione insieme a quella di Domenico in gita in quel weekend in occasione dell'Expo. Si è detto deluso dai suoi compagni e convinto che avrebbero parlato, ma così non è stato. Gli inquirenti hanno definito utili soltanto le ultime dichiarazioni di alcuni di loro interrogati per la quarta volta venerdì scorso. Potrebbero essere invece i messaggi e le chat dei cellulari sequestrati ai 3 ragazzi in stanza con Domenico a rivelare la verità su quella notte. I ragazzi potrebbero aver parlato o cercato conforto sconvolti da quella morte, forse il risultato di una notte brava in cui anche loro avrebbero preso parte, ma che mai avrebbero creduto potesse avere un epilogo tale. In giornata sono attese le prime risultanze degli esami medico-legali, tossicologici e genetici affidati dal PM a 3 super esperti. I primi esiti, quelli che avevano escluso una presenza elevata di alcol nel sangue di Domenico e tracce di lassativi, sono ancora da ritenersi parziali. Insomma, a 2 settimane dalla morte di Domenico, la verità sembra ancora lontana.